Un cammino spesso inviso perché è gratuito, non c'è soprassunto in quello che facciamo. È bello invece poter constatare che c'è ancora chi, come noi e come voi, nei versi delle poesie presentate, mette a nudo i propri sentimenti, denuncia e racconta le proprie emozioni, la bellezza e la bruttura di questo mondo, mettendolo a disposizione di quanti nel presente e ci auguriamo nel futuro potranno leggerle. Siamo giunti al momento finale di questo nostro settimo concorso di poesia intitolato ad Edoardo Del Grippo, un momento significativo per raggiungere il quale voi siete impegnati nella stesura e nella giuria che noi ringraziamo e catalogate per la grande e impegnativa amore di lavoro svolta e che passo a presentarvi nell'ordine la professoressa Margherita Cecera, la professoressa Susi Marenna, dare la nomina di socio onorale ai componenti della giuria che hanno lavorato in modo meraviglioso e ci hanno agevolato tanto compito così ingrato nel dover scegliere e stabilire chi potesse essere di leggere il vincitore, moti dell'animo antichi e sempre nuovi. Grazie. Molto onorato di essere stato scelto a comporre questa giuria. Per la verità non sono abituale, sono molto emozionato, ma sono contento. Primo classificato con la poesia Una mamma senza cuore, il poeta Armando Fusaro da Casalnuovo, Napoli. Dopo un forte atto di accusa, un angelo rasserena la sua mamma. Se in terra la vita gli è stata negata, il buon Padre Celeste gli ha aperto le porte dell'eternità. Ma di fronte al triste destino di solitudine e sofferenza della donna, l'accusa si scioglie in una dolce consolazione. Una mamma senza cuore. Mamma, come hai potuto fare nel anno scorso vinta pazza o frutto dell'amore fatto non solo in fantasie? In oscuro da cella, o figlio tuo do cielo ti sta parlando, non per te condannare, ma per far sapere all'umanità che i figli sono dono di Dio e sono creati per continuità. Io sono stata a fianco con i tuoi per non messa, giocando a te ero contenta, ma mentre nascevo, dinda sto coro tuo Satana entra sotto, e mi ha gritti non di campare. Mamma, sto dispiaciuta, motivo di rimorso e chiagna, perché non stai più solo in prima coppare sta terra, soffrendo le pene da malvagità. Ormai che l'avete fatta è fatta, mo non ti preoccupare. Papà Celeste con il tono dove avesse detto, ma stavamo aspettando. E mo sto qua, zia Maissa, per l'eternità.